Siete anche voi dei cittadini circolari? Per aiutarvi a rispondere a questa domanda, i comuni di Sarmede e Cocumon hanno organizzato una 4 giorni di scambi, celebrazioni e riflessioni nell'ambito del progetto Circular Citizenship for a Long Lasting Europe, iniziativa approvata e cofinanziata dal programma Europa per i cittadini 2014-2020. Nella cornice del Paese della Fiaba, tra il 17 e il 20 maggio 2018, è stato rinnovato il patto di gemellaggio tra i due comuni all'insegna della circolarità, partendo dall'esperienza del viaggio, del trasferimento, dello stabilirsi e lavorare in luoghi e comunità diversi da quelli di origine. È stato coniato il concetto di cittadino circolare, che definisce un cittadino capace di attivare un pensiero sostenibile sull'Europa, un cittadino in grado di leggere e comprendere la storia comunitaria, anche recente, evidenziando i fattori positivi e facendo tesoro di quelli negativi. Insomma, riciclandola per una comunità migliore. Tutto nasce quindi dal gemellaggio tra i due comuni di Sarmede e Cocumon. È un onore per noi, ma è un onore perché l'abbiamo fatto rispetto ad un paese che ha visto un'emigrazione molto forte proprio da questi territori. Tanto è vero che il cimitero più antico della frazione di Cocumon ha delle tombe che riportano tutti i nostri cognomi locali. Quindi ci sembrava un atto dovuto questo legame proprio come riconoscenza e sacrificio fatto da tutte quelle persone che hanno lasciato queste terre, i propri amori, le proprie famiglie per cercare di trovare fortuna in altri paesi. A volte ci sono riusciti e sono anche ritornati, a volte sono rimasti lì e la fortuna se la sono creata, ma delle volte purtroppo ci hanno lasciato anche in modo precoce e non hanno potuto vedere lo sviluppo dell'azione che loro avevano intrapreso. I legami tra i due comuni, anche se riscoperti solo di recente, poggiano dunque su basi storiche, su esperienze di emigrazione e di lavoro che hanno segnato in positivo e in negativo le vite di intere famiglie per decenni. Cocumon est une commune du sud de la France, entre Bordeaux et Toulouse, qui a la chance et le grand plaisir d'être jumelée depuis l'an dernier à la commune de Sarmede. Le jumelage est une aventure qui date de 2013. Pourquoi ? Parce que notre province, notre département du sud de la France est un pays de forte émigration italienne qui date des années 1920-1925. Moi-même, je ne suis pas d'origine italienne, je suis d'origine française. Mais quand je suis devenu maire de la commune de Cocumon, j'ai eu l'explication de cette émigration italienne massive dans les années 1925 jusqu'à notre région. Et particulièrement dans notre commune de Cocumon, sont arrivés dans les années 1924-1925 des gens qui arrivaient de la commune de Sarmede. Et cette histoire m'a beaucoup touché et je me suis dit qu'il y avait là un lien de fraternité très fort qu'il fallait essayer d'exploiter. Per discutere con la cittadinanza sul tema della circolarità, sabato 19 maggio è stato organizzato presso il Teatro Auditorium di Sarmede l'evento dal titolo Cittadinanza circolare, un pensiero sostenibile sull'Europa, che ha visto dialogare insieme importanti esponenti del mondo del lavoro e del sociale italiani e francesi, tra cui Veneto Lavoro, Provincia di Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra Piave, con delegati e rappresentanti del comune di Cocumon, di associazioni locali ed ex emigranti, ora imprenditori agricoli di successo. Je trouve très intéressant que cette année, la commune de Sarmede ait pris l'initiative de ce débat et de cette orientation sur l'Europe citoyenne et la citoyenneté circulaire, parce que je crois que nous sommes tous des enfants de l'Europe. Notre pays, notre région le prouve, qui a accueilli au cours de l'histoire des Espagnols, des Italiens, des Polonais, des gens d'Afrique et qui continue de se nourrir de cet enrichissement permanent et renouvelé. Oggi abbiamo parlato di cittadino circolare proprio perché questo era il tema del progetto con cui Sarmede ha vinto il finanziamento europeo. Però ho aggiunto a questo anche due concetti fondamentali nella mia introduzione, che sono quelli di sostenibilità e quello di resilienza. Sostenibilità vista non solo da un punto di vista ambientale per quanto riguarda l'Europa, ma anche sostenibilità dei valori, delle nostre culture, della nostra identità, delle nostre tradizioni. L'altro concetto è quello di resilienza. Noi dobbiamo essere un popolo capace di deformarsi, quindi raccogliere e integrare per quanto possibile nelle nostre comunità
i migranti. Proprio attraverso il tramite della cultura e della nostra identità dobbiamo essere capaci di fare da cassa armonica e integrare appunto chi da paesi meno fortunati e meno avvantaggiati del nostro arriveranno nei nostri territori. Proprio in questo concetto di integrazione l'Europa però deve essere più forte, più coesa e più unita. Non può lasciare paesi isolati come è successo ultimamente anche nei confronti dell'Italia, ma deve essere proprio un pilastro, quella della solidarietà e dell'accoglienza, che ci deve accomunare. Fratellanza, accoglienza, amicizia e tradizioni sono anche i valori che emergono dai lavori fatti dai bambini delle scuole di Sarmede, Montaner e Cocumon in occasione del gemellaggio. Lavori che hanno interpretato il concetto di cittadinanza circolare utilizzando poesie e materiali di scarto, evidenziando la bellezza di aprirsi all'altro senza perdere le proprie radici. Questo lavoro è stato possibile grazie all'impegno dei due comitati per il gemellaggio di Sarmede e di Cocumon, che hanno incontrato i bambini nei giorni precedenti all'evento e li hanno guidati nella riflessione sui temi del progetto Circle, un progetto che ha portato uno sguardo europeo e internazionale su tematiche chiave dei giorni nostri. Noi abbiamo la possibilità di poter esporre anche i nostri progetti che facciamo in questo ambito, progetti europei che riguardano sia l'economia e la cittadinanza circolare che anche lo sviluppo sostenibile. Ed è un piacere per noi essere qui a contatto anche con la cittadinanza francese per contaminarci un po' a livello internazionale con queste progettualità che, pur essendo già a livello internazionale, hanno bisogno anche del contatto diretto con il pubblico. Oltre a queste situazioni abbiamo avuto modo di poter discutere sul valore della cittadinanza a livello europeo e di far percepire che l'Europa non è solo l'Europa delle banche, ma è anche l'Europa dei cittadini. Direi un bel esempio che viene da questi due paesi. Sarmede ci ha invitato per questa iniziativa alla quale abbiamo aderito con grande gioia, ma soprattutto lo scopo: quando si fa comunità, diciamo, si riprendono quei concetti che la Fondazione ormai da oltre 10 anni esprime nelle proprie comunità, nei 28 comuni della Sinistra Piave, perché oggi non possiamo pensare di essere fuori dall'Europa, ma dentro un grande meccanismo, dentro un grande circuito. Je suis de la délégation cocumontaise, donc française, sénégalaise, italienne, sarmédaise à moitié maintenant. Et dans l'Assemblée, dans la discussion, dans la table ronde, donc j'avais intervenu en tant que présidente de l'association Dental Garonne Sénégal, qui est une association donc, qui partage les valeurs de solidarité, de tolérance, d'amitié et surtout de soutien à la population de l'Abgar en termes au niveau de l'éducation et de la santé. Donc ça, c'est une association typiquement cocumontaise qui le porte. Et notre rôle, c'est d'améliorer la vie quotidienne d'un petit village du Sénégal. J'ai évoqué mon expérience en tant qu'émigrée sénégalaise qui vit en France depuis 30 ans. Donc voilà, j'ai parlé un peu de mon parcours, de ce que l'immigration m'a appris, de ce que l'intégration m'a donné et de ce qu'aujourd'hui j'ai fait de ma personnalité aussi, c'est-à-dire qu'une personnalité multiculturelle, citoyenne du monde, amie de tout le monde, quelquefois ennemie de quelques-uns aussi. Voilà. Il gemellaggio però non è stato solo dibattito pubblico. Durante la giornata di venerdì 18 e la mattinata di sabato 19 maggio, i cittadini francesi sono stati accompagnati dai gemelli di Sarmede in una serie di visite guidate alla scoperta della storia e della cultura veneta. Pederobba, Possagno, le terre del Prosecco, Belluno e le Dolomiti hanno fatto da sfondo ad un tour guidato che ha messo in circolo esperienze, conoscenze e tradizioni. Domenica 20 maggio, invece, si è tenuta la cerimonia ufficiale di celebrazione del gemellaggio, preceduta dalla Santa Messa solenne presso la chiesa arcipretale di Sarmede e seguita dall'inaugurazione dell'affresco commemorativo del patto di gemellaggio a Montaner. Questo qui è un ponte che ha delle fondamenta veramente solide e i primi passi che adesso noi compiremo sarà proprio quello di coinvolgere il mondo dello sport e della scuola in attività che mettano insieme i nostri due paesi.